gestita dal cimitero ebraico. Luana Mazza. Mi sembra una cosa intollerabile che esistano appunto una minoranza di ragazzi, insomma soprattutto anche senza motivo, che debbano andare insomma appunto uccidere e bruciare vivi stranieri che insomma non hanno fatto niente di male. Non è giusto, non condivido per niente l'idea dei nazischini. Io credo che sia importante partecipare a una manifestazione in un periodo come questo in cui c'è un'insicurezza di base da parte della gente. È il caso che diamo una testimonianza in senso diverso. Vogliamo dimostrare la nostra solidarietà a tutte le persone che in questi ultimi giorni si sono trovate attaccate per motivi di religione, di razza. 2 chilometri separano il cimitero ebraico di Gradisca di Sonzo dal centro della città, 2 chilometri di buio rischiarato dalla tenue luce delle fiaccole. La testimonianza dell'impegno civile di Gradisca contro tutti i razzismi ha scelto un punto di partenza denso di simbolismi, il cimitero ebraico, una risposta a tutte le profanazioni avvenute recentemente in Italia e in Europa. Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni, enti, partiti politici e sindacati, ma è stata soprattutto la gente la protagonista del corteo. Uomini, donne, ragazzi hanno camminato fianco a fianco in silenzio per testimoniare i valori della solidarietà e della tolleranza contro la violenza e il fanatismo, il segno tangibile di una città che ha deciso di non stare a guardare, segnalando la propria presenza, testimoniando il proprio impegno civile.